Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Cominciamo la settimana parlando in positivo, dove la sanità funziona. Allora andiamo a trovare in modo particolare l'USL 15 Alta Padovana. Abbiamo i 2 presidi ospedalieri che sono stati rinnovati, dove ci sono molte novità da raccontare, di Campo San Piero di Cittadella. Con noi il direttore generale Francesco Benazzi, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Che ci racconterà quelle che sono le novità. Faremo un po' un bilancio di un anno intenso di attività, vedremo anche quali sono le eccellenze, dove sono i nuovi interventi, cosa è stato fatto di nuovo. Ci sono tanti spunti importanti. Poi sappiamo che purtroppo relativamente alla sanità, tutti quanti voi, io dico purtroppo, che quando si va in una struttura ospedaliera non è perché lo si fa perché si è in piena salute, ma c'è sempre qualche problemino. Siete interessati a sapere dove è meglio andare, che tipo di specializzazioni sono più approfondite, dove ci sono le strutture, gli apparati tecnici, le sale operatorie di interventistica più innovative, insomma dove la sanità funziona veramente. Cerchiamo appunto di darvi queste informazioni che sono molto importanti, dove peraltro con il tempo si sono radunati anche i migliori professionisti, innegabile anche dire questo, un polo di attrazione che copre però un'area, un bacino importantissimo di utenza. Certo, il nostro bacino, a parte la nostra ULSS che ha circa 258.000 abitanti, credo che noi... che sono tanti. Sì, che sono tanti, però noi ci onoriamo anche di avere un'attrazione per certe specialità di utenti, di persone che arrivano anche da altre aziende sanitarie limitrofe, e questo fa onore ai nostri professionisti e ci fa anche pensare che dobbiamo sempre migliorare la qualità dei servizi e soprattutto, io lo dico perché è un pallino, ma ci credo, l'umanizzazione, perché non è mai abbastanza quello che facciamo per rendere confortevole, per rendere umano il rapporto tra medico, tra professionisti, medico, infermiere e utente che viene ai nostri servizi. Ecco, direttore, partiamo proprio da questo perché è interessante l'aspetto dell'umanizzazione. Che cosa avete fatto per rendere questo più agevole, quindi più facile come accesso proprio alla struttura ospedaliera? Diciamo che è un leitmotiv che noi della direzione mandiamo ai nostri collaboratori. Non basta mai, devo dire la verità, perché spesso e volentieri la marcia c'è sempre e quindi c'è sempre quello che alla fine si comporta in modo discrepante rispetto agli altri. Però è anche vero che abbiamo fatto un questionario da poco sulla, diciamo, soddisfazione degli utenti rispetto al rapporto con i medici e gli infermieri e devo dire che da questo questionario, che è stato fatto anonimo, abbiamo visto che il 95% delle persone è soddisfatto di come si comportano gli infermieri dal punto di vista proprio di umanizzazione. Un po' meno per i medici, perché purtroppo la cultura del medico è quella meno portata a parlare, a essere reattivo e empatico con le persone, è più portata a dire: quando io ti ho dato la prestazione basta questo. Invece è dimostrato che si cura di più con la parola, si cura di più con il rapporto e con la comunicazione che con la semplice ricetta o terapia. Infatti, e lì come fate a intervenire? Perché è un aspetto importantissimo, cioè proprio è della nuova medicina, insomma, quella di essere vicino al paziente, che a volte magari sentivo anch'io dei pazienti in una struttura, per carità, di medico di base, dicevano basta che non ti tocca neanche il medico, no? E il paziente magari chiede di essere toccato anche sul braccio perché ha bisogno di questo aspetto umano. Che poi è l'antica medicina, perché se lei si ricorda i nostri medici, io mi ricordo il mio medico che era un medico condotto, era quello che veniva a casa, che aveva un rapporto, veniva a prendere il caffè a casa, eccetera, con la famiglia, parlava ai familiari, si confrontava, e dobbiamo un po' ritornare a questo, perché oggi la gente, dove tante patologie hanno anche risvolto psicosomatico, e abbiamo bisogno di ritornare a questo. Io lo dico sempre agli utenti, scrivete, segnalate queste cose, perché noi andiamo a richiamare il medico, ci confrontiamo con il medico che si comporta male e sostanzialmente facciamo dei corsi per quello che può servire, però facciamo dei corsi proprio per spiegare ai nostri collaboratori come ci si deve rapportare verso le persone che stanno male o che hanno dei bisogni. Ah, fate dei corsi addirittura? Sì, facciamo dei corsi proprio per formarli, perché nessuno nasce formato in questo, cioè o uno ha l'attitudine a comunicare agli altri e uno deve impararla. Spesso e volentieri il medico dall'università è formato ovviamente per risolvere problematiche di salute, è molto meno formato, e questo è un po' una pecca dell'università per quanto riguarda il rapporto umano.
Infatti questo è un aspetto importante. E invece voi fate tutto questo forti di una tecnologia all'avanguardia, di continue innovazioni che ci sono all'interno della struttura. Parliamo anche di questo. Certo, noi investiamo molto in tecnologia come fa tutto il Veneto, grazie alla Regione Veneto noi abbiamo circa ogni anno dalla Regione, quindi come investimento, 5 milioni di euro che possiamo investire in tecnologie. Quindi cerchiamo di mantenere sempre all'avanguardia delle tecnologie, dopo ovviamente un periodo che è quello di ammortamento delle stesse, che è di 6-8 anni, perché le tecnologie devono essere ammortizzate, altrimenti sono solo costi. Fatto ciò, chiaramente noi rinnoviamo le tecnologie, non a caso facciamo la chirurgia robotica, che siamo l'USL del Veneto che complessivamente fa più interventi di chirurgia robotica di tutto il Veneto, perché noi facciamo sia per chirurgia generale, sia per ginecologia, sia per ORL, sia per urologia, e quindi il nostro robot lavora sostanzialmente tante ore perché dà risposte in tante specialità, quindi questa è un'alta tecnologia. Il vantaggio di questa chirurgia robotica, per chi non fosse addentro ai lavori, quindi non ne sa molto, qual è? Beh, intanto ci sono dei protocolli chiari e precisi, perché la chirurgia robotica rispetto all'altra chirurgia costa un po' di più, circa un 25% in più, però ovviamente per certi interventi dà dei risultati migliori in termini di post intervento, quindi minori tempi, ecco, di ripresa da parte della persona, da parte del soggetto. E questo è importante perché evidentemente la persona sta meglio, non ha problemi, riesce ad andare a casa prima e ha meno esiti rispetto all'intervento. Quindi è meno invasiva. Quindi diventa di fatto meno invasiva, sì, però solo su protocolli determinati, quindi sul colon, sul tumore all'utero, per capirsi l'isterectomia, sul tumore alla prostata, sul tumore alla laringe, cioè su particolari patologie dove ovviamente il robot si può usare. Ecco, ci sono state inaugurate un po' di tempo addietro le nuove sale operatorie. Come funzionano adesso? Che sono un po' collaudate. Stanno funzionando bene, sono 7 sale ad alta tecnologia. Abbiamo anche la soddisfazione sempre di più di farle lavorare dalle 8 di mattina verso le 20 di sera, che poi è il mio pallino, e stiamo arrivandoci a questo, stiamo arrivando al fatto di farle lavorare 12 ore in continuità. È possibile? È possibilissimo, sì. Abbiamo chiesto le risorse anestesista in regione, personale anestesista, proprio per poter arrivare a questo. Poi le schede prevedono che noi avremo il centro traumatologico ortopedico del Veneto. Cioè il CTO sostanzialmente. Il CTO, esatto, il vecchio CTO che era una volta il Busonera, per chi si ricorda, il CTO padovano. Ecco, in questo caso qua ovviamente le sale non solo lavoreranno 12 ore, ma dovranno lavorare anche la notte, quindi molto molto di più. Ecco, tante volte appunto c'è questo problema del non utilizzare le strutture a pieno. Quali sono i limiti? È un problema di carattere sindacale, è un problema di costi maggiori, cioè dove sta il problema? Non utilizzare, come anche la diagnostica, le parlo in generale della sanità, poi lei ci racconterà la vostra situazione, utilizzare di più questi macchinari, dare anche degli orari più open anche per allora, per quanto riguarda la diagnostica, il Presidente della Regione Luca Zaia ha voluto fortemente, e si è dimostrata vincente questa cosa, che le diagnostiche lavorino anche la notte, lavorino la sera, e difatti oggi le diagnostiche tutte del Veneto lavorano non tutti i giorni alla settimana, ma 2 o 3 giorni alla settimana, dalle 20 alle 24, e questo comporta evidentemente far lavorare le macchine maggiori ore, quindi maggiori prestazioni, maggiori ore, quindi almeno 10-12 ore al giorno. Ecco. E quindi liste d'attesa che si accorciano? Quindi liste d'attesa che si accorciano, ma soprattutto la possibilità per chi lavora, soprattutto per chi lavora, di poter accedere in orari diversi dal lavoro. Uno doveva prendersi un'ora di permesso, anche 2 qualche volta, doveva accompagnare la mamma che non ha la macchina o il papà, e doveva prendersi il permesso. Oggi, con la difficoltà che c'è di trovare lavoro e di mantenere il lavoro, credo il fatto che si possa fare la sera e quindi uno non ha bisogno di chiedere un'ora di permesso, credo che possa agevolare le persone e agevolare gli utenti. Contemporaneamente le macchine sicuramente lavorano di più. Da voi funzionano anche di notte? Da noi funzionano di notte come in tutto il Veneto. Noi andremo a potenziare ovviamente questo servizio ancora con più ore.
Difatti chiederemo del personale in più, tecnico, più che altro, tecnico di radiologia, per poter aumentare ancora di qualche ora in più la notte, cioè invece di fare 2 giorni alla settimana, quindi noi facciamo il lunedì, il mercoledì, vorremmo fare anche un altro giorno alla settimana, però ci servono dei tecnici che andremo a chiedere l'autorizzazione in regione, che comunque sicuramente ci darà, per poter aprire un'altra notte, perché abbiamo visto che le richieste ci sono. Infatti volevo chiedere, ci sono richieste? Assolutamente sì, la gente è soddisfatta, quindi veramente soddisfatta. Infatti, quindi molte persone hanno anche bisogno di questo servizio. Non ci sono dubbi. Era visto forse un attimo con un po' di, come dire, dagli operatori, ma è impossibile, già lavoriamo fino alle 18, eccetera. Invece questo servizio nel giro di un mese abbiamo riempito praticamente tutte le richieste, cioè in poche parole la gente andava a riempire le caselle che si liberavano in modo continuo, quindi significa che c'è bisogno, che la gente voleva anche un servizio di questo tipo. Può dare anche maggiore elasticità di orario a chi lavora? Cioè quindi a chi ha bisogno di orari spezzati, a chi ha bisogno di seguire i bambini magari la mattina o il pomeriggio e può lavorare la sera una volta o 2 alla settimana con dei turni, e quindi essere visto anche in modo elastico per chi lavora? Beh, per chi lavora sicuramente sì, perché per esempio si possono strutturare i part-time, cioè i tecnici nostri che lavorano 24 ore invece di 38 possono essere ovviamente utilizzati su 2 fasce, come contemporaneamente, grazie al decreto Balduzzi, che quindi è una forma di incentivo che viene dato al personale, chi lavora la sera ha anche un benefit economico in più, quindi è chiaro che sono anche invogliati, incentivati. L'incentivo insomma anche a lavorare, certo, sì, a lavorare la sera. Ecco, voi tra le novità, quindi queste sale operatorie che funzionano a pieno regime, l'adeguamento, quella che è stata la prescrizione un po' regionale della diagnostica all day long, diciamo così, esatto. E poi avete anche un elisoccorso e qualcosa di nuovo a Cittadella, no? Che avete inaugurato da poco. A Cittadella dopo anni siamo riusciti a chiudere un'operazione che secondo me è fantastica, perché abbiamo spostato nella piazza servizi e stiamo spostando, perché fra poco trasferiremo anche la radiologia e poi trasferiremo anche la dialisi, cioè tutte realtà che oggi nella location che sono attuale sono in una location stretta, scomoda, eccetera. Il pronto soccorso lo trasferiremo entro il mese di febbraio nella nuova sede che abbiamo inaugurato insieme alle di Piazzola, il soccorso, che è in alto, quindi a norma ENAC, quindi può ricevere il volo notturno, cosa che prima non potevamo avere, eccetera, e speriamo finalmente di ridurre, ecco, sia le attese sia i disagi che fino ad oggi i cittadini della nostra ULSS hanno subito a causa di un pronto soccorso che era in una locazione infelice. Perché dove era messo? Io lo chiamavo sempre purtroppo in una tenda da campo da guerra, nel senso che è un ospedale degli anni 50, cioè il pronto soccorso degli anni 50, spazi piccoli, angusti, lavoravano male gli operatori e stavano male gli utenti, perché ovviamente la sala d'attesa piccola, non c'erano i percorsi per i codici verdi, per i codici gialli differenziati, la gente sta male, magari doveva aspettare tante ore perché gli ambulatori erano pochi per poter trattare le persone, per cui una cosa veramente inumana per l'utente. Finalmente entro febbraio noi riusciremo a risolvere questo e credo che è una cosa che farà felici tutti, gli operatori ma anche gli utenti, perché oggi veramente sono stati bravi a sopportare una situazione di questo tipo. E cosa è stato fatto? Una struttura ulteriore? È stata ampliata? Siamo passati da 1000 metri quadrati, 1200, 3000 metri quadrati in termini di spazio. Triplicati quindi. Differenziando l'area bianca dall'area gialla, dall'area verde, e soprattutto creando aree diverse anche per chiaramente chi sta a aspettare, per i familiari, con comfort di tutti i tipi, e un'area per i bambini, pediatrica. Addirittura? Sì, quindi effettivamente la gente perlomeno sarà in una situazione di comfort. È chiaro che adesso potremo applicare i protocolli che avevamo scritti sulla carta, ma che in quel vecchio pronto soccorso non si potevano applicare, per cui la gente aspettava 6, 7, 8 ore, purtroppo, perché non c'era la possibilità di creare ambulatori specifici e quindi differenziare l'accesso verso il pronto soccorso. Perché i protocolli riguardavano proprio la differenziazione, no? Certo. Per tipo di gravità, di intervento e tutto. Il protocollo riguardava sia differenziazioni in ambulatori diversi, cosa che là era un po' impossibile, sia il fatto, che è un'idea che noi vogliamo portare avanti a livello sperimentale, che i codici bianchi siano gestiti direttamente dal case manager, cioè dall'infermiere, e non più dal medico. L'infermiere su protocolli
precisi, chiari, per esempio. Cosa vuol dire protocolli? Perché magari Cioè significa il paziente che si presenta con un mal di gola in pronto soccorso perché ha un dolore, una laringite, una faringite, eccetera, oppure il paziente che ha un'otite, un'otalgia, può essere gestito tranquillamente dall'infermiere. L'infermiere è una persona laureata che ha fatto addirittura un percorso specifico per fare queste cose e che su queste patologie definite può dare lui una risposta tranquillamente con la supervisione del medico che è sempre là in pronto soccorso, per poi rinviare il giorno dopo aver dato ovviamente le indicazioni giuste e aver dato una cura giusta con l'ausilio sempre del medico del pronto soccorso e in tempi molto più brevi rispetto ad oggi che uno che arriva con i codici bianchi aspetta 6, 8, 9 ore. Purtroppo perché prima vengono visti i codici verdi, gialli e rossi. Ecco, direttore, c'è il discorso della riforma sociosanitaria che è entrata attiva, no? Le strutture intermedie, mi viene in mente teoricamente questi problemi, codici bianchi, dovevano essere gestiti dai medici di medicina generale riuniti in questo ambulatorio dove c'era questa deturnazione eccetera. La cosa come è organizzata da voi? So che si è fermata un po' dappertutto, no? Per vari problemi anche di richieste di istanze fatte dai medici di base, comunque non è andata avanti. E il medico di base resta quello che era prima, i pronti soccorsi ovviamente restano invasi perché le persone non sanno cosa fare. Sì, noi stiamo adesso iniziando un percorso con i medici di famiglia, nel senso che per arrivare poi alle medicine di gruppo integrata, che alla fine adesso prima o dopo credo si risolverà anche questo problema del fatto che i medici di famiglia si accorderanno insomma, per chiudere con la Regione questo accordo. Però vorremmo partire con una sperimentazione con qualche medicina di gruppo di medici che sono già pronti, quindi i medici di famiglia già pronti, soprattutto nelle aree di confine, che mi viene in mente Villafranca, per non dire Vigonza, per non dire Vigo d'Arzero, cioè le zone di confine dove la distanza dall'ospedale è molto elevata, per cui iniziare facendo un protocollo che poi sarà approvato dalla Regione, quindi un accordo con questi medici per iniziare a fare la medicina di gruppo integrata. Ecco, stiamo trattando con le organizzazioni sindacali, contiamo e speriamo di chiuderlo al più breve, nel tempo più breve, perché poi potremo partire con 3-4 forme così intanto sperimentali. Di fatto 2 le abbiamo già, perché ne abbiamo una a Villanova di Campo San Piero e una a Carmignano. Questo agevola quindi, secondo lei funziona? Allora diciamo che i medici insieme, messi insieme, che fanno l'H12, perché l'H24 esatto, si fa con la continuità assistenziale, che fanno l'H12 sicuramente riducono in modo considerevole l'approccio dell'utente al pronto soccorso. I codici bianchi ovviamente, perché sanno che trovano il loro medico e sicuramente trovando il loro medico questo riesce a dare una risposta perché ha la cartella clinica, ha tutto esatto. Sotto mano. È chiaro che se non trovo il medico l'accesso ecco, è al pronto soccorso, però è anche vero che una quota parte delle persone va al pronto soccorso a prescindere che il proprio medico di famiglia sia in ambulatorio, perché sperano di trovare nel pronto soccorso una risposta così più articolata, perché magari faccio gli esami del sangue, faccio l'RX, faccio altre cose che il medico di famiglia ovviamente non può fare, quindi non è tanto la colpa qua del medico di famiglia quanto perché l'utente spera di trovare una risposta maggiore, che poi non è, perché quando arriva il codice bianco comunque ecco, tanti esami giustamente strumentali non vengono fatti. Quindi adesso il paziente ha l'aspettativa di essere ipercontrollato, insomma vuole... Diciamo che uno quando sta male vorrebbe essere tranquillo e questo è umano, certo, è normalissimo. Credo che noi dovremmo lavorare un po' più noi insieme con i medici di famiglia sì. Per fare comunicazione, no? È fondamentale spiegare alla gente che alla fine non conviene neanche a loro stare tante ore, magari aspettando il giorno dopo il medico di famiglia che lo conosce, lo vede il giorno dopo e sa dargli la terapia corretta senza bisogno di arrivare al pronto soccorso. Ecco, le chiedo questo perché lei riguarda la struttura ospedaliera, e poi di medicina, abbiamo parlato tante volte, di medicina generale, che sono stati passacarte, sono tantissimi passacarte, alcuni sono bravi, invece fanno la valutazione, la diagnosi eccetera, altri sono proprio, ti fanno la prescrizione per la specialistica e da là nasce la diffidenza, cioè non posso andare a farmi curare dal mio medico di base quando non sa neanche come sono fatto io, perché mi ha soltanto sempre mandato da altri. Ecco, c'è forse questo passaggio
messaggio che deve essere fatto, cioè proprio di far sapere che il medico può visitarti e insegnare al medico a visitarti, però dar garanzie di questo tipo, perché altrimenti non se ne viene fuori. Indubbiamente, ecco, io credo che serva proprio creare questa educazione, no? Che dobbiamo un po' avere tutti, no? Quella il medico di famiglia lo deve fare, di medicina generale, dobbiamo fare anche noi, di spiegare all'utente che il proprio medico è comunque un professionista preparatissimo e che quindi devono loro chiedere anche se serve: guardi dottore, mi sento così, mi visiti. Io credo che poi il medico sia anche ben contento e ben felice di fare, ecco, il medico più che lo scribacchino. Quindi anche richiedere, insomma. Quindi anche richiedere sicuramente: guardi dottore, mi sento così, io, se mi può dare un'occhiata, io sono convinto che il medico lo fa. È chiaro che se l'utente va e dico ho questo e vorrei questo, mi faccia fare questo, e allora è chiaro che anche il medico di famiglia è un po' spiazzato. Forse un po' più di comunicazione da parte nostra come ULSS, da parte dei medici di famiglia eccetera, forse aiuterebbe a un percorso di crescita, a fare un percorso diverso. Di cultura, tornare indietro, insomma, che poi alla fine si va avanti, però in realtà si torna a dei valori del passato. Certo, esatto. Allora, noi andiamo avanti, però dopo la pubblicità tra poco.